Sono Antonio Cianci, cofondatore di una piccola startup che si chiama M Technology, che sviluppa una tecnologia Airlight che si applica come una normale pittura e, utilizzando l'energia della luce, elimina l'inquinamento dall'aria, impedisce la crescita di batteri e, in ambiente esterno, riflettendo la luce solare nella componente calda, permette il raffrescamento naturale degli ambienti. Io sono Fabrizio Chiara, mi occupo di innovazione. Io con il mio team di persone fatto dall'ingegnere Giancarlo Casellato e Andrea De Monte abbiamo realizzato il primo sistema customizzabile per impianti fotovoltaici. Fondamentalmente noi riusciamo a rendere invisibili quelli che sono i pannelli fotovoltaici perché riusciamo a customizzare le superfici. Mi chiamo Luca Gentilcore, ho fondato nel 2012 insieme a Stefano Testa, che è il mio collega, Leap Factory, che è l'acronimo di Living Ecological Alpine Pod. Abbiamo iniziato a fare un edificio sul Monte Bianco, quindi un edificio molto particolare che ha la caratteristica di essere estremamente performante, confortevole, off-grid, però si monta in un giorno solo, quindi abbiamo annullato completamente la cantieristica, che è la parte più impattante sull'ambiente, e di questo ne abbiamo fatto una filosofia aziendale. Io sono Romina Ripani e sono la sales manager dell'azienda Gemanco Design, che è una startup che si trova a Modugno, in provincia di Bari, e praticamente abbiamo iniziato circa 1 anno e mezzo fa a produrre dei mosaici molto innovativi che sono fatti in resina. La bellezza del prodotto è che praticamente si può personalizzare al 100%. Mi chiamo Silvia Dalla Valle, rappresento oggi Stone Italiana, che è un'azienda di Verona, un'azienda familiare fondata da mio padre. Stone Italiana è stata la prima azienda al mondo ad applicare questa tecnologia, che è stata quella di utilizzare materiali di scarto, sia lapide che poi altri componenti, rimessi insieme con un legante a base resina per costruire appunto delle superfici nuove e innovative. L'Alto Adige per il nostro progetto ha significato molto, è stato il punto di partenza ma anche un punto che ci ha permesso di entrare a contatto con l'internazionalizzazione della nostra società in modo più veloce ed efficace. Il senso che mi ha sempre dato è quello di estremo ordine e pulizia, per cui credo che sia un concetto molto importante per tutte le aziende che vogliono lavorare in maniera efficace ed efficiente. La visione appunto della regione e del Trentino Alto Adige in sé è proprio quella di permettere di aprire le porte a un mercato molto internazionale. C'è un collante estremamente forte che è quello della solidarietà che poi c'è in montagna, quindi la solidarietà fra le persone, solidarietà fra le aziende, quindi tecnologie che si incrociano. Oggi il nostro prodotto è innovativo, ma fra qualche anno non lo sarà più, di conseguenza dobbiamo pensare anche al futuro e cercare, diciamo, di inventarci qualche cosa che domani ci consenta di essere sempre, diciamo, sul mercato con qualcosa di nuovo, e quindi trovare un partner che ci possa supportare, aiutare da questo punto di vista per noi è estremamente interessante.